Il Partito Democratico vola verso le primarie. Di là c'è il governatore Zaia che attacca Renzi e il suo governo e ad ogni dichiarazione è sempre più chiaro che ha iniziato ufficiosamente la sua campagna elettorale. Di qua, altro che agosto e ferie, sono al lavoro per preparare la ripresa della stagione subito ai primi di settembre, perché a metà novembre si voterà per le primarie. Noi abbiamo già un cronoprogramma ben preciso. Le primarie in autunno, probabilmente nel mese di novembre si faranno per la scelta del candidato. Stiamo lavorando sul programma. Sarà un settembre di tavoli direttivi, autocandidature, poi un ottobre di campagne elettorali. Per ora si parla di primarie di coalizione, spiega Demenec, e anche questo è un aspetto che sarà vagliato con attenzione, anche perché si registra subito la battuta salace di Federico Vantini. Il sindaco di San Giovanni Lupatoto, amico di Renzi, si domanda se sia il caso di fare primarie di coalizione, come quelle di Padova, chiede, che innescarono il disastro elettorale. La risposta è retorica. Vantini preferisce pensare a un PD fortemente maggioritario, locomotiva di un treno di centrosinistra capace di dare il senso del cambiamento, ma su questo sono tutti d'accordo. Tutto quello che sta succedendo in questi giorni fa capire che il governatore attuale, che Zaia, quindi è molto agitato, perché credo per la prima volta ha paura di un centro-sinistra e particolarmente un Partito Democratico che è un'alternativa vera. La questione centrale, quella dei nomi, per ora resta in sospeso, anche se le quote rosa spingono forte. Sono ancora in salita le quotazioni di Alessandra Moretti, eurodeputata vicentina, che a maggio ha sbaragliato tutti in preferenze. La senatrice Laura Puppato si è presa 10 giorni di ritiro in cui decidere se sarà o no protagonista alle regionali. Se non mi candiderò, precisa, aiuterò comunque il partito. E poi c'è Sibonetta Rubinato. La deputata trevigiana non si sbilancia su una sua candidatura, ma ha avviato una campagna itinerante d'ascolto. Abbiamo tantissimi dirigenti, funzionari e insomma quadro dirigente del nostro partito che può essere credibile. I nomi li faremo a tempo debito.